Tribuna Amministrative 2020. Maria Laura Faccini, di Mestre Mia, dialoga con i candidati consigliere al Comune di Venezia. Cari amici, ben ritrovati. Allora, come abbiamo detto oggi pomeriggio, siamo qui per siamo qui per riprendere la nostra serie di incontri. Ci troviamo come sempre in questo showroom molto bello che è lo showroom di Abitare 3 in Corso del Popolo 95 dei fratelli Alessandro e Massimo Trevisan, che sempre ringraziamo per la loro gentilissima e gradevolissima ospitalità. Io sono Maria Laura Faccini di Mestre Mia, saluto tutti i nostri collaboratori che come sempre partecipano all'organizzazione di questi incontri e ricordo che siamo in diretta streaming e che comunque il video intero si potrà vedere a partire da domani su YouTube digitando Tribuna Amministrative 2020 e poi naturalmente anche sul gruppo di Mestre Mia. Come al solito io vi domando, vi stimolo a fare le vostre domande o qui adesso in diretta sulla chat del video oppure anche all'indirizzo amministrative2020@mestremia.it. Questa sera, dicevamo, c'è la prima serie di confronti a due tra i candidati consiglieri del Consiglio Comunale di liste naturalmente contrapposte, sia di liste indipendenti che anche di liste che poi appoggino i vari candidati sindaco. Quindi questa sera abbiamo con noi l'avvocato Ugo Bergamo che rappresenta la sua lista Venezia e Tua e il dottor Riccardo Brunello che rappresenta in questo caso invece il partito della Lega. Come al solito dobbiamo conoscerci e quindi leggerò un breve profilo cominciando dall'avvocato Ugo Bergamo. Classe 1951, veneziano e avvocato libero professionista. Dal 1985 al 1988 è stato vice sindaco di Venezia e poi sindaco dal 1990 al 1993. Dal 1990 al 1966 ha ricoperto importanti cariche nella città come presidente del Teatro La Fenice, vicepresidente della Biennale di Venezia, di Save e di Autostrade Venezia-Padova. Dal 1996 al 2000 è stato consigliere regionale del Veneto e dal 2001 al 2006 senatore della Repubblica Italiana. Durante questo mandato ha seguito in modo particolare il tema dei sistemi infrastrutturali del Paese. Nel 2006 è entrato a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, altissima carica. Infine è stato assessore alla mobilità, alle infrastrutture, alla viabilità del Comune di Venezia dal 2010 al 2014. Bene, quindi benvenuto, avvocato Bergamo. Invece, dottor Riccardo Brunello, nato nel 1988 a Mestre e qui abita, laureato in economia aziendale e in marketing, dottore commercialista e revisore fiscale e revisore legale. Si dedica da anni all'organizzazione di eventi, al mondo dell'associazionismo, al mondo sportivo e ludico-sportivo e per alcuni anni ha collaborato con un gruppo di amici nella gestione di corsi dell'ambito sportivo. Ha fondato l'associazione Visit Mestre con un gruppo di amici per la promozione della città. Riccardo ha un nome importante, un cognome importante per Mestre, infatti suo nonno Luigi, anche lui commercialista, è stato un famoso e appassionato storico che ha pubblicato numerosi libri su Mestre con l'intento di dare il giusto riconoscimento alla nostra città e rimuoverla dalla scomoda posizione di periferia di Venezia. Va ricordato anche che Luigi Brunello fondò il Centro Studi Storici di Mestre nel 1961 insieme a Piero Bergamo. Insomma, un cognome, Brunello, che è garanzia di mestrinità. Quindi va molto bene. Iscritto alla Lega nel 2008, ha ricoperto l'incarico di consigliere comune di municipalità di Mestre Carpenedo per la Lega Nord naturalmente dal 2010 e poi è stato riconfermato nel 2015. Bene, quindi adesso abbiamo preso confidenza reciproca e quindi possiamo cominciare. Allora, abbiamo detto che voi siete di orientamento contrapposto naturalmente e quindi vi chiederò gli argomenti che sono stati poi tra l'altro oggetto anche dei nostri dialoghi con i candidati sindaco,
però declinati in un modo più magari specifico, perché voi siete sì, diciamo, lei rappresenta la sua lista e in appoggio al candidato Baretta, e lei invece rappresenta e si candida come consigliere nella lista appunto della Lega, del partito della Lega. Allora parliamo di un argomento che per Mestre è molto sensibile, cioè l'ambiente. Allora abbiamo detto che in tutti questi giorni che molte associazioni e anche quelle dei Verdi, ma non soltanto i Verdi, ma anche appunto cittadini di vario tipo, ritengono che l'ambiente, in particolare il verde pubblico di questa città, non sia stato in questi ultimi anni, anche in precedenza, perché guardate che noi parliamo non soltanto di questi ultimi 10 anni, 5 anni, ma anche di quello che abbiamo ereditato, quindi ci sono delle istanze che vengono anche da lontano. Però focalizzandoci su questo ultimo periodo, diciamo che appunto il verde pubblico non è stato curato in modo organico, quindi seguendo una direttiva che è anche nazionale di una programmazione a livello generale e locale. Voi avete avuto conferma di questo a seconda delle vostre appartenenze? Pensate che Mestre comunque abbia bisogno, come viene richiesto, di più piantumazioni, però in modo organico, oppure secondo voi no? Avvocato Berger. Beh, l'ambiente è un tema importantissimo per ogni città e particolarmente per Venezia e per Mestre. Mestre che è in ritardo rispetto a un appuntamento con un risanamento complessivo della città sia nel centro che nelle periferie. Marghera non ha fatto ancora il salto di qualità di una riconversione urbana in senso di recupero ambientale, anzi vediamo come purtroppo temi come i nuovi impianti di discernimento, che sono considerati eccessivamente invasivi rispetto al territorio, sono argomento che non si riesce ad affrontare adeguatamente e a impedire che venga realizzato. Ma è più un tema generale, sicuramente abbiamo molti sradicamenti che non vengono seguiti da una piantumazione adeguata e un programma di invece inserimento di nuovi alberi è un polmone importante per dare respiro alla città, che avrebbe parchi significativi importanti da mettere a disposizione. Basti pensare al sistema dei forti, che potrebbe essere recuperato in senso ambientale. Dopo ne parleremo, perché quello dei forti è un altro nostro progetto. Poi pensiamo a tutta la Gronda, pensiamo a parti della città che potrebbero veramente... San Giuliano è un esempio che però non è ancora completato ed è stata un'intuizione con Zorzetto, certo, che dobbiamo ricordare sempre per quanto si è battuto per Mestre, e poi anche devo dire che con la mia giunta, quando ero sindaco, abbiamo dato l'incarico a Zordan di realizzare il primo progetto di recupero di quella che era una discarica, perché purtroppo i fondali di molte parti di Mestre sono ancora caratterizzati da scarichi industriali assolutamente nocivi che non sono stati ancora eliminati. Il risanamento è lungo, ma vorrei dire anche che anche per gli altri argomenti il sindaco uscente deve essere giudicato per quello che ha fatto in 25 anni. Parlare di colpe pregresse che risalgono magari a giunte precedenti, sì, è interessante, però chi si ricandida deve dire quello che si è fatto in 25 anni e non guardare a colpe altrui precedenti, perché 5 anni sono un periodo importante e possono essere determinanti per garantire una riconversione, una riqualificazione. Sotto il profilo ambientale sicuramente Mestre non ha visto questo nuovo impegno per un recupero che è di qualità della vita innanzitutto, e che i cittadini attendono con una vera preoccupazione per i ritardi che ancora invece accumula. Grazie. Dottor Brunello, lei cosa ne pensa? Allora, il tema dell'ambiente sappiamo che sempre più è una delle cose che si avvicina di più ai cittadini, perché quando escono è la cosa che amano, è avere il verde, avere alberi e trovare l'ambiente circostante curato. Ovviamente sono importanti le tematiche dell'ambiente per il risanamento di Marghera, che ha da fare da passi da gigante e probabilmente è fermo da tanti anni perché c'è necessità di fondi che sono insomma importantissimi e sono sempre difficili da trovare.
però bisogna sempre investire perché altrimenti le aree rimangono degradate. Per quanto riguarda quello di Mestre, sono dell'idea che è vero che è difficile, o meglio è facile parlare di quello che hanno fatto nel passato le precedenti giunte, ma credo che le precedenti giunte abbiano comunque lasciato e fatto probabilmente dei danni che si sono perpetuati anche rendendo delle difficoltà nell'ultima amministrazione, dando la possibilità di edificare in moltissime aree, come abbiamo visto il Lando, per dire in zona Ocean, oggi c'è una colata di cemento, ma non è ascrivibile esclusivamente, anzi assolutamente all'attuale giunta, ma bisognerebbe vedere la storia passata. Se ci andiamo nel centro di Mestre e pensiamo all'operazione Pirua Celana, un'altra operazione anche lì, è stato devastato il verde che c'era e abbiamo portato del cemento in città che forse era opportuno o non farlo, portare fuori dalle mura o insomma in altri contesti. Quindi bisogna assolutamente revertire la rotta. Noi ce l'abbiamo da sempre in realtà nel programma, tra virgolette, di una tutela rivolta alla tutela dell'ambiente, ed è essenziale perché quella dà la possibilità di riqualificare la città ed è uno dei primi elementi per renderla vivibile per la cittadinanza. Benissimo. Restando nel verde, c'è il discorso appunto che c'è del Parco di San Giuliano, cioè il progetto iniziale di Gaetano Zorzetto sembra che in questi ultimi anni sia stato un po' non stravolto, ma insomma oggetto di vari cambiamenti, per cui sempre le associazioni di cittadini denunciano una cementificazione e anche in parte una variazione di destinazione che sarà anche, diciamo così, secondo i progetti del sindaco, e se dovesse essere appunto rieletto, una variazione duratura nel tempo, quindi per sempre, quindi anche pensando a, mi pare di aver letto 80.000 posti come arena e così via. Chiedo a tutti e due, secondo voi un parco come quello di San Giuliano è giusto che resti, che ha la sua vocazione di parco e quindi fruibile come verde, o che magari possa invece essere oggetto di variazioni anche per fare appunto qualcos'altro come questa amministrazione vorrebbe fare? Prego. Il Parco di San Giuliano è un'occasione che la città non può perdere, perché è un polmone di verde rispetto a una carenza di verde che c'è in città, e si è visto come comincia ad essere utilizzato. Una sede per attività sportive, per le lemiere, per la voga, di recupero dell'approccio di Mestre con Venezia, con la sua gronda e con la sua laguna, è veramente, credo, naturale come destinazione del parco. Quindi oggi il snaturamento va combattuto. Penso soprattutto alla via di navigazione, che i comuni trasportatori che hanno sempre reclamato giustamente di poter svolgere le loro attività, però trovare sedi alternative si poteva fare, si poteva riconvertire in maniera più adeguata, arretrando rispetto all'ingresso del canale, e quindi lasciando quella che era la vocazione ideata da Zorzetto e da Zordan quando hanno progettato uno dei più grandi parchi d'Europa, perché sì, poi ovviamente si fa riferimento alle grandi città europee. Vorrei fare solo un'osservazione anche a quanto ha detto un amico prima, addossando le giunte precedenti la responsabilità di aver sottratto aree per la cementificazione, ma tutti i centri commerciali sono stati realizzati con leggi regionali che hanno consentito i grandi centri commerciali che personalmente e molti anche dei miei amici di lista, Venezia e Tua, ma anche degli altri componenti che sostengono Barletta, hanno sempre contrastato i centri commerciali autorizzati con legge regionale che il comune non ha potuto contrastare, perché altrimenti con un ricorso al TAR, dicevano, potevano essere aperti, credo hanno determinato la morte del centro di Mestre, e quindi quel percorso di una Mestre non più viva, vitale, vivace che viviamo ogni giorno, invertire la tendenza è difficilissimo. Noi abbiamo proposto una moratoria di qualsiasi nuovo centro commerciale perché non ce n'è più bisogno, e vorrei aggiungere questa amministrazione ha consentito di realizzare la bandiera di altro che Stalingrado,
la barriera qui all'arrivo di Mestre, che poteva essere invece il momento di interscambio con gli arrivi a Mestre, riqualificandola come una città accogliente e ridente, ma se Mestre, qualcuno ha detto, non è bello, ha detto anche brutta, e andava riconvertita, quando invece proprio in base agli studi degli storici di Mestre si è visto come Mestre aveva delle potenzialità e dei valori storico-ambientali e edilizi di grandissimo pregio, che poi sono stati snaturati nel corso degli anni. Però questa barriera di alberghi che abbiamo qui vicino, credo che sia una delle principali colpe di questa amministrazione. Non avesse dormitorio che porta turisti ancora però torniamo al Parco di San Giuliano, quindi allora poi ci allarghiamo, sono d'accordo, però poi effettivamente è un ragionamento organico che si deve fare su Mestre. Però dottor Brunello, cosa dice lei? Allora, io sono convinto e sostenitore da sempre che il progetto di Mambro, che prevede diciamo il raggiungimento da Piazza Barche sino a Parco di San Giuliano, sia un progetto eccezionale, nel senso, e sia da perseguire, seppur ovviamente sono passati anni, c'è stata una diversa urbanizzazione e quindi certi percorsi, se qualcuno lo conosce ovviamente sa che il progetto di Mambro prevedeva perfino le carrozze, tra virgolette, che attraverso Forte Marghera arrivavano fino a Parco San Giuliano. La cosa sembra assurda, però in realtà potrebbe benissimo creare un'attrazione sia per la parte turistica sia per la parte cittadina, di poter arrivare con un polmone verde dal centro città, sia magari con mezzi che possono essere biciclette e quant'altro, con la barca che possono essere barche elettriche, insomma quelle che ci sono attualmente, insomma anche in via Pepe, lungo tutta Forte Marghera, e quindi è essenziale. Il progetto che è stato approvato o in fase ancora adesso ci sono degli iter della sistemazione diciamo del tratto finale diciamo di San Giuliano. Mi ricordo che la giunta precedente prevedeva tra l'altro la realizzazione di un mega albergo al termine diciamo di San Giuliano, poi è stato abolito, però in realtà era nelle previsioni. Sono dell'idea che sia essenziale andare a sistemare quell'area dove sicuramente oggi se uno passa è allo stato brado, nel senso non c'è una pista ciclabile, non c'è una strada percorribile in modo sicuro perché è mezza dissestata. E ovviamente gli operatori che svolgono attività diversificate, che sono sia rifornimento di alimenti per le isole che insomma approvvigionamenti eccetera eccetera eccetera, hanno necessità e quindi anche in durante la giornata occupano la carreggiata e l'accesso diventa inaccessibile per i fruitori. Il progetto prevede una sistemazione, dal mio punto di vista si poteva fare probabilmente meglio nella riduzione di questi spazi che ovviamente invadono sicuramente l'ambiente e stravolgono in parte il progetto di Mambro, però già dare una sistemazione all'area che oggi è utilizzata ma ha delle potenzialità molto più ampie è sicuramente importante. Grazie. Cambiamo argomento, parliamo delle municipalità. Allora, alcuni candidati hanno espresso la volontà di ripristinare compiutamente e decisamente il ruolo delle municipalità, perché dicono che in questi anni sono state snaturate, sono state svuotate, quindi non hanno più quella funzione di prima frontiera con i cittadini che invece è fondamentale. Io sto dicendo quello appunto, le motivazioni per il sì. Quindi queste municipalità avrebbero diciamo, il doppio ruolo di raccogliere le istanze dei cittadini e affrontarle, e anche naturalmente con poteri di spesa, con delle deleghe precise, sollevare il comune da certe preoccupazioni, da certi impegni, e dall'altra sollecitare nel contempo il comune, l'amministrazione comunale, se magari le cose non vengono poi fatte dal vertice. Quali sono le posizioni di entrambi? Certo. Sentir dire candidamente da parte del sindaco uscente che le municipalità andavano svuotate di qualsiasi potere e competenza perché non erano amiche, non l'ho detto io, l'ha detto il sindaco Brugnaro negli incontri di presentazione di candidati alle municipalità, la dice lunga su cosa si intende per democrazia e per corretto rispetto istituzionale. Le municipalità sono e restano un momento fondamentale nel rapporto con il cittadino.
trovavano in prima istanza il livello istituzionale che ascoltava, che si faceva carico di tanti problemi proprio della vita quotidiana e delle esigenze primarie della gente e sul territorio. Sono state completamente cancellate, non sulla carta, ma rese inutili nel loro funzionamento, togliendo ogni qualsiasi delega. Credo che l'impegno che noi abbiamo preso di ridare competenze forti e significative con potere gestionale autonomo e diretto per quanto riguarda interventi di piccola manutenzione delle opere pubbliche, perché per scavare, per riparare una buca non bisogna aspettare che arrivi l'intervento centrale, ma si può avere un'operatività immediata è solo un esempio, ovviamente ci sono cose molto più importanti, e i pareri soprattutto devono essere vincolanti per le scelte strategiche, perché poi le municipalità hanno un senso se concorrono alle scelte dell'amministrazione. Se rimangono così come un livello inascoltato e soltanto con un passaggio formale necessario ma non utile a formare la volontà pubblica poi decisionale, possiamo abolire del tutto. Ok, quindi lei le sostiene? Noi vogliamo dare poteri nuovi e competenze specifiche, autonome e dirette, anche in termini finanziari, di spesa alle municipalità. Grazie. Dottor Brunello, voi? Anche noi siamo in realtà assolutamente favorevoli e convinti che le municipalità siano il primo punto di incontro con la cittadinanza e quindi sono importanti ed è importante che vengano mantenute. Il sindaco lo sa bene, bisogna ricordarsi anche che probabilmente il cortocircuito è nato proprio dalle esigenze di 5 anni fa, nel momento in cui il risultato elettorale ha dato 5 municipalità al centro-sinistra e soltanto la municipalità, quella di Favola, al centro-destra. Le vari presidenti di municipalità si sono tra virgolette riunite, minacciando ovviamente il sindaco e l'amministrazione che sarebbero stati i punti di guerra nei suoi confronti, con cui l'avrebbero scalzonato o comunque attaccato. Lui ovviamente gioco forza ha cercato probabilmente di tenere più poteri e ovviamente qualcosa se l'è riportato in mano. Bisogna anche dire un'altra cosa, che sicuramente le municipalità avevano dei poteri di spesa diversificati tra le stesse, a volte i soldi venivano spesi in modo alcune venivano spese per il sociale, altre per il mondo delle associazioni, per non c'è una linea di indirizzo uguale per tutto il comune, ma ogni municipalità seguiva una propria strada, probabilmente una base della propria esigenza. Nonostante questo abbiamo visto i risultati di bilancio, che cosa è successo, e quindi centralizzare determinate risorse probabilmente è stata anche un'ottica di un'economia di scala, di andare a risparmiare per riallocare le risorse e non avere problemi nella gestione delle stesse. Quindi diciamo che anche voi come Lega siete favorevoli. Sì. Allora in questo caso una domanda sorge spontanea, avendo voi probabilmente, non lo so, un certo numero di consiglieri, potreste, diversamente magari dagli ultimi 5 anni, avere anche più potere contrattuale nei confronti del sindaco, se dovesse essere sempre questo, per dismettere delle deleghe e magari invece reinserirle e reinserirle fattivamente e compiutamente nelle municipalità, quindi per attuare quello che lei diceva. Sì. Ecco. Questo è essenziale ed è quello l'obiettivo. Non a caso a Mestre abbiamo un nostro rappresentante che abbiamo candidato per la presidenza della municipalità, anche perché la riteniamo la municipalità più importante e c'è stata l'accordo, insomma, ha previsto di inserire questa persona, che è Raffaele Pasqualetti, in prima persona, che ritengo che sia una delle migliori persone che possa rispondere veramente alle esigenze della cittadinanza. Certo. Quindi anche se le perdono tutte, Brugnaro e i Fucsia insieme alla Lega, si ridanno i poteri. Si ridanno i poteri, questa è una cosa che i cittadini sono interessati a questo, perché attenzione, tra i poteri dipende attenzione alla spesa. La spesa però è sempre lì sta il problema, come vengono poi spesi i soldi. I cittadini in questo caso poi controlleranno, perché certo. I cittadini ormai sono diventati molto consapevoli. Cambiamo argomento. Allora, parliamo di integrazione.
Dicevamo che al 31 dicembre 2019 il sito del comune dava come residenti stranieri nell'intero comune di Venezia oltre 39.000 unità, a Mestre, terraferma, 33.000, quindi un numero veramente importante. Sia da constatazioni anche proprio di Mestre mia, personali, ma anche da testimonianze dei cittadini, vengono dei pareri, arrivano dei pareri per cui non solo questa amministrazione, ma anche nel passato, certamente nel passato ce n'erano molti di meno numericamente, non abbia istituito delle politiche di integrazione fattiva, dell'integrazione importante, perché c'è il rischio, tra l'altro, c'è il rischio che poi si creino dei luoghi chiusi, magari anche controllati dalla religione, che naturalmente è diversa dalla nostra, però è molto determinante nella vita delle persone che ci sono qui, di questi stranieri. Per cui, a parte l'opera molto buona di alcune associazioni che ci sono del territorio, che agiscono come mediatori culturali, come anche insegnanti, ci sono comunque dei pericoli che queste etnie restino abbandonate. Mentre questi sono i cittadini di domani, ci sono i bambini che frequentano tranquillamente la scuola con quelli italiani, e quindi bisogna integrarli, ma con rispetto reciproco. Quindi io chiedo a voi, per le vostre opinioni appunto politiche, come pensereste di risolvere o quantomeno affrontare in modo compiuto questo problema. Il tema dell'integrazione, che va congiunto con l'immigrazione, è un tema troppo importante per ridurlo a motivo di campagna elettorale. È un fatto di cultura, di dignità, di civiltà, che va assolutamente sviluppato con il rispetto di tutti coloro che vivono, lavorano a Venezia. Non si può affrontare alimentando paure o alimentando addirittura rabbia e ritorsione o senso di disagio nei confronti dell'accoglienza e dell'integrazione. Quindi impostiamolo correttamente. Noi come Venezia Cultura siamo orgogliosi di avere in vista un imprenditore bengalese, un giovane tra l'altro, adottato da veneziani, che sta a Venezia, che abita a Venezia da ormai 15 anni, ha diverse attività economiche importanti. Sono comunità che devono sentirsi accettate per come rispettano loro la città e come loro contribuiscono anche al bene della città, e noi vogliamo che i loro problemi siano proprio interpretati anche all'interno dell'amministrazione, quindi del Consiglio Comunale, da chi questi problemi di integrazione o di discriminazione, peggio, li vive ogni giorno, nel lavoro, a scuola, nei trasporti, nella professione della propria fede. Ma sapete che la comunità musulmana, è facile alimentare subito paure quando si parla di comunità musulmana, mi ha manifestato un grandissimo disagio perché loro non possono seppellire i loro morti. C'è addirittura, giustamente, lo spazio nei cimiteri per chi non crede nella religione e quindi ha una sepoltura di carattere del tutto laico, diciamo così, la cremazione, ci sono altri riti. Loro devono portarsi le loro spese per poter fare i loro riti religiosi, e le religioni per me sono tutte degne di assoluto rispetto, devono portarsi queste salme a loro spese nella patria originaria, perché qui non possono avere un punto dove andare a piangere i loro morti. Quindi c'è questa esigenza. Non è concepibile. Io sogno una città sì, dove non ti chiedono da dove vieni, di che nazionalità sei, di che cultura sei, di che religione sei, ma se contribuiscono al bene della città devono essere partecipi nel bene e nel male, anzi nel bene, visto che anche possono contribuire in termini economici. Dipingere tutto questo con folklore, con la paura di quello che possono fare ai nostri concittadini è una visione sbagliata, e la limiteremo sempre di più in quanto non daremo una reale integrazione. Questa amministrazione ha smantellato i servizi di integrazione. Esistevano i mediatori
di cui si parlava prima, sono stati ridimensionati, sono aboliti. Insegnare soprattutto lingua è un elemento importante di integrazione, altrimenti, me lo spiegavano molto bene, si riuniranno sempre fra loro e resteranno fra loro e saranno delle enclave che credo nessuno interessi vedere sempre più forti e forse anche amareggiati in una non accoglienza che viene loro garantita in maniera adeguata e rispettosa. Quindi è un tema importantissimo che va affrontato non in termini elettorali o di consenso o meno, ma proprio per la serietà che il tema impone a tutti nell'affrontare. Dottor Brusello, lei che cosa... Allora, penso che la nostra posizione, insomma, si sappia un po' come la pensiamo, però io la vedo anche da un punto di vista diverso, dove mi pongo un quesito: ma siamo sicuri che tutti si vogliono integrare? Perché sono convinto che gran parte delle persone che ci sono in questa città, nonostante ci siano servizi sociali che comunque non mi risulta che siano stati aboliti, anzi ci sono, tante volte vengono forniti supporti, aiuti, si cerca di convincerli, insomma, a integrarsi con i cittadini, insomma, però mi pare che non ci sia assolutamente verso nel portare a casa questa cosa, e sono loro stessi a rinchiudersi nelle loro case, e spesso si creano delle case, diciamo, dove magari tra di loro convivono in numeri importanti di persone, alimentando delle problematiche dove e di convivenza con i propri vicini, e da lì nascono e si innescano dei problemi grossissimi. Dal mio punto di vista ben venga che si vogliano integrare, però mi viene da chiedermi se si vogliono veramente integrare. Basta frequentare un po' di più queste comunità e si capirà che lo vogliono fortemente. Allora è un compito per casa questo. Bene, parliamo di un altro problema che per Mestre a terraferma, ma soprattutto per il centro di Mestre, è fondamentale ed è molto grave, è il commercio. Allora, il settore del commercio, come abbiamo già avuto modo di dire con i candidati sindaco, è in gravissima difficoltà. Si sostiene che appunto dove naturalmente ogni negozio chiude c'è degrado, c'è comincia, e questa amministrazione ha poco più di un anno fa, e questa è una domanda che tra l'altro è stata anche rivolta dai cittadini e io l'ho detto oggi pomeriggio nei confronti del sindaco che oggi purtroppo non è potuto venire, si parlava appunto del Mestre Shopping District, che è stato fortemente promosso da questa amministrazione, che però dopo più di un anno non vede ancora i suoi effetti. Allora la domanda è come mai è il problema soltanto di, non so, poco impegno da parte dei commercianti, magari mancano le strutture, mancano gli aiuti? Cosa si può fare per il commercio? Perché siamo veramente ridotti molto male qui a Mestre. Prego. Sì, torniamo al discorso che abbiamo in qualche modo iniziato a fare prima. I centri commerciali sono l'elemento più grave che ha determinato questa crisi della vitalità dei centri delle città, in particolare qui a Mestre. Centri commerciali, ripeto, aperti non perché le amministrazioni li hanno voluti aprire, ma perché le leggi regionali hanno consentito aperture, raddoppi, triplicazioni. Addirittura questa amministrazione uscente, al blocco, poche distanze da qui, pensa a un'altra torre di carattere legata alla distribuzione, al commercio, ma questo creerà inevitabilmente ancora più la disertificazione del centro di Mestre. Io dicevo, dobbiamo fare una grande campagna per dire che è più piacevole andare a vivere una giornata, un pomeriggio in centro a Mestre, una città storica di valenza culturale e architettonica importante, se recuperata geograficamente, piuttosto che andare a visitare una finta Venezia a Noventa, all'Outlet o da altre parti per chiudersi in un centro commerciale. Questo dobbiamo farlo attraverso quali iniziative? Sicuramente aiutando l'affitto dei negozi che molto spesso sono sfitti, anche perché ancora chiedono affitti molto fuori mercato e quindi contribuiscono a far sì che ogni vetrina vuota, non illuminata, sia ancora più un segno di abbandono, di degrado e di
mancanza di capacità di ripresa della città. Bisogna creare una viabilità adeguata da arrivare facilmente in centro a Mestre, iniziative costanti e continuative di qualità ma anche di comunità. Basti pensare che molti giovani ormai scelgono Milano come piazza per andare a vivere qualche pomeriggio, qualche weekend, qualche serata con gli amici. Mestre ha tutte le caratteristiche, la piazza è stata riqualificata, è accattivante, ci sono attività culturali, c'è il chilometro della cultura che potrebbe essere un motivo importantissimo di riappropriazione del centro di Mestre. Ma tutte le azioni devono tendere a questo, una velocità nella mobilità che consente un arrivo rapido, la possibilità di parcheggi gratuiti il più possibile, l'abolizione si è fatta in parte, anche se questa è una mancanza di entrate per il comune di ZTL e parcheggi a pagamento. Dobbiamo veramente, la prossima amministrazione qui, resta poco tempo, resta poco tempo per invertire la tendenza. Quindi oggi servono anche investimenti eccezionali, ci saranno meno risorse, io non so se prima anch'io ho fatto tutto quello che potevo fare, ho fatto il possibile e abbiamo ridotto molto, però forse si poteva fare ancora di più, si poteva fare di più in questi 5 anni, ripeto, noi giudichiamo ogni 5 anni di amministrazione, non la mia amministrazione o quella in cui ero sindaco nel 1990, giudichiamo 5 anni, che è un periodo adeguato per dire abbiamo consigliato una città più bella, più vivibile, più sicura? Io credo di no. E il commercio è fondamentale nei centri della parte storica di Mestre, ma anche in tutte le altre zone più periferiche, ma altrettanto importanti. Penso alla piazza di Marghera, penso a Favaro, penso a Zelarino, a Chirigliano. Ci sono delle importanti opportunità. Certo. Dobbiamo spendere per questo e spendiamo bene. E non facciamo più mega alberghi e centri commerciali, perché allora gridiamo al vento, facciamo finta di essere d'accordo, però poi contribuiamo ancora di più all'impoverimento del tessuto sociale, umano della città, che è cultura esso stesso. Dottor Brunello, secondo lei, o meglio, la Lega e il candidato sindaco Luigi Brugnaro hanno la stessa prospettiva per il commercio e volete voi invece dare un contributo magari diverso ma sempre propulsivo, sempre importante? Allora, Mestre ha delle potenzialità enormi che purtroppo per diversi fattori ad oggi non le ha ancora probabilmente sfruttate tutte. Il commercio è uno dei suoi problemi più grandi ed è il tempo veramente è contato, perché ogni giorno che passiamo in piazza Ferretto c'è un negozio, una serranda che chiude. I fattori per le chiusure sono molteplici, sono gli affitti, sono le tasse, è il Covid, insomma il Covid ha accelerato questo processo, quindi siamo andati sicuramente ha creato una moria ulteriore e un problema ulteriore che per recuperare quest'ulteriore fetta sarà ancora più complicato. Non c'è di sicuro una bacchetta magica, perché penso che altrimenti in 5 anni ogni amministrazione potrebbe avere la bacchetta magica per risolvere i problemi. Noi penso che, come noi, ognuno ha la propria idea di commercio. Col sindaco sappiamo che negli ultimi anni la delega è tornata in mano al sindaco e non è stata data in mano a un assessore, che in realtà è essenziale che la città abbia una sua figura di qualsiasi fazione sia, però deve avere un suo rappresentante, che i commercianti sono il fattore vitale, perché se non c'è commercio non c'è vita, nel senso la gente si trasferisce a Milano, va a Treviso o va in altre città, ed è importantissimo che ci sia una figura di riferimento capace, magari anche del settore, e che sappia dare le risposte concrete. Ricette ce ne possono essere tante, probabilmente bisognerà metterle tutte dentro a un calderone e cercare di portarle a casa tutte. Possono essere riduzioni degli affitti, magari aumentando la tassazione sulle tasse d'asporto ai negozi sfitti, per dire ai proprietari che vogliono tenere degli affitti eccessivamente elevati, dare per i primi 12-24 mesi delle riduzioni sull'asporto rifiuti, su plateatici,
dare insomma anche alle attività che tengono le luci accese, tengono le attività aperte fino a una certa ora, che se c'è luce c'è vita, se non c'è vita c'è ovviamente c'è insicurezza, la gente non cammina. Vediamo qua, adesso ci sono dei figuri che girano, che se passa una ragazza da sola, voglio vedere cosa succede, non sono neanche serie in piazza Varche. E questo perché? Perché di là della strada tutte le luci sono quasi spente, sono 2, e questo è lampante. E probabilmente di quei 10 negozi 8 sono sfitti, 2 non c'è l'interesse, e un altro, dato che c'ha altri costi per campare, giustamente probabilmente alla sera deve spegnere anche il contatore delle luci. Io sono d'accordissimo con quello che dice il mio collega. Ma va bene così, perché queste sono cose trasversali. Però il sindaco uscente risponde del suo operato. Certo. Siamo qui dopo 5 anni, ha tenuto l'assessorato alla cultura, l'assessorato al commercio, l'assessorato allo sport. Deve rispondere di quello che ha fatto, di quello che non ha fatto. Questa era una delle domande che possiamo allora però possiamo dire anche cosa ha fatto, perché se noi arriviamo... Non possiamo promettere quello che faremo, ormai non voi. No. Voi avete stato commercio, l'hanno tolta e poi si è tenuto. Poi si è tenuto delle deleghe importanti per la città. Non si può tenere deleghe e poi non rispondere di quello che nel bene o nel male fa. Ma adesso sembra di aver capito che quindi la situazione sarebbe... Sì, questo No, è vero. Voglio dire, noi siamo cittadini che votiamo. Sono delle idee anche che è vero che è semplice dire che cosa non è stato fatto, però bisogna anche dire che se andavamo a 6 anni fa, andavamo sotto Natale in piazza Ferretto e non c'era una luminaria. No, abbiamo sempre fatto. No, gli ultimi 2 anni, dal 2014-2015 A proposito di luminarie, cambiamo argomento, parliamo della valorizzazione storica della città, che questo è un altro punto dolente per, diciamo, la mestrinità, e noi di Mestre Mia la consideriamo un punto altamente qualificante per la nostra storia. Cosa prevedono i vostri programmi a proposito della valorizzazione dell'antica storia di Mestre, o che progetti ci sono per esempio per la riqualificazione di alcune aree, anche tra l'altro vincolate, o per la gestione dei forti trincerati, insomma tutto quello che può essere la valorizzazione della storia di Mestre. Prego. Credo che il lavoro del Centro Studi Storici di Mestre sia una base di partenza per la riscoperta della bellezza di Mestre. Mestre può essere una bella città, non lo è, la situazione si è aggravata nel corso di questi ultimi anni, ripeto, con le barriere di cemento proprio a pochi passi qui dal Corso del Popolo, degli alberghi, e ne nasceranno degli altri, perché ci saranno altri alberghi che nascono qui a sinistra, delle stesse più grandi dimensioni, mentre Mestre va recuperata per quelle caratteristiche ambientali, storiche e architettoniche che aveva. Il centro di Mestre, Viale Garibaldi, tutte le zone vicine, recuperate e riqualificate anche come mura e come percorsi d'acqua, potrebbe essere una ricchezza che riqualifica la città e la rende attrattiva e piacevole per chi vi abita e per chi deve venire in qualche modo a passare un po' del suo tempo. I forti sono un'occasione di recupero importante, di valorizzazione, collegandoli con tutto il sistema delle piste ciclabili ovviamente, e ridandoli ad una funzione di fruizione che si è cominciato con Porta Marghera, che sicuramente anche grazie alla Biennale, alle altre iniziative, sta sicuramente svolgendo un ruolo importante per la città, però mettere in circuito credo che sia estremamente importante. Come un'altra cosa cui noi puntiamo molto nel nostro programma è la rottamazione di parti della città, grandi condomini che sono ormai superati, che non vuol dire espellere i cittadini, vuol dire offrire l'opportunità di costruire in maniera diversa o di avere dei crediti edilizi per realizzare altrove con il sostegno finanziario ovviamente pubblico, e quindi per liberare anche aree di verde in centro. Tutto un progetto che va fatto pensando alla città del domani, una città nuova, una città bella. Questa è una notizia, come Mestre, della rottamazione è una cosa che è importante. Oggi ci si gloria per aver dato molte autorizzazioni edilizie, no? Non è questo il pensare a una città diversa e più gradevole e migliore sotto il profilo proprio anche dell'aspetto esteriore, che vuol dire anche poi garanzia della qualità della vita interiore. Certo.
Bene, e quindi rifacendomi anche a quello che diceva l'avvocato, io vorrei sapere da lei anche per quanto riguarda qualche cosa per quanto riguarda la riqualificazione delle feste di Mestre, a cominciare dal nostro patrono, dalla sortita, anche non so il San Martino per la strada, Mestre decorata con la medaglia d'oro come città benemerita del Risorgimento nazionale, cioè noi abbiamo degli appuntamenti storici propri della nostra città, che è una città antica, è una città appunto benemerita. E che cosa pensereste di fare in questo senso? Allora, siamo convinti, e l'abbiamo anche scritto tra l'altro nel nostro programma, che poi alla fine è stato condiviso e poi è stato un programma accumulativo, diciamo, con tutte le forze politiche che appoggiano il sindaco uscente. Siamo convinti che a Mestre manchi una cosa che tutte le altre città hanno, ossia delle specificità. Ci sono le città, vai a Cisone di Val Marino, che è la piccola cittadina, d'estate, perché il 7 agosto c'è il mercatino dell'antiquariato. Vai a Badoere perché sai che la seconda domenica del mese c'è il mercatino dell'antiquariato. C'è la festività e c'è la sagra del paese tal di tale, insomma. Ogni città è identificata per determinati eventi che la caratterizzano per anche lunghi periodi, quindi non soltanto quel weekend, ma magari anche per più tappe durante l'anno, e che sicuramente sono incubatori che portano persone. Secondo me in tutti questi anni, non dico questa amministrazione, dico da sempre, insomma, quindi amministrazioni che possono essere state di centro, sinistra, di centrodestra, insomma tutte quante le fazioni, non hanno mai dato una vera identità, perché si è sempre sicuramente pensato a Venezia come un unicum, ma non si è mai calati su Mestre con una sua specificità, nonostante abbia un numero di abitanti che è estremamente importante rispetto al dato oggettivo, che la vivono e che ha una sua influenza importante. Gli alberghi nuovi sono sicuramente, a Mestre è semplice dire meglio di prima, perché tanto prima era un disastro, quindi basta fare una roba più carina ed è sicuramente meglio di quello che c'era prima, perché se qua il condominio lo butti giù e lo rifai, sicuramente è meglio, perché non ci vuole tanto per farlo. A questo punto che ci sono i nuovi alberghi, colpe o non colpe di chi sono, dove arrivano, non stiamo ad andare a cercarle tanto, insomma ci sono, ma insomma sono probabilmente della collettività, perché alla fine le persone che abbiamo scelto negli anni, e non è stato sicuramente nei 5 anni, noi, i nostri genitori, i nostri parenti li hanno comunque decise, quindi diciamo che è un problema collettivo e ormai bisogna utilizzare le potenzialità. Sono convinto che la mole di turisti che c'è in questi alberghi è da utilizzare. Sicuramente stanno a Venezia tutto il giorno, o meglio, facciamo finta che oggi non ci sia il Covid, perché ovviamente cambia le carte in tavola. Sicuramente se ci fosse attrattività, le persone sicuramente avrebbero piacere di venire in centro, farsi un giro per vedere un museo, magari venire all'M9 che oggi è un bagno di lacrime, è un bagno di sangue, farsi un giro delle mura magari in via Torre Belfredo, ovviamente la torre, vedere le torri che ci sono, i reperti, e che sono quelli gli elementi che fanno vivere la città, perché il turista è incuriosito da vedere qualcosa che a casa propria non c'ha. Più aggiungendo qualcosa di enogastronomico può aggiungere ovviamente il pacchetto completo e aiutare alla vitalità. Quindi gli alberghi sicuramente possono comportare un, chiamiamolo così, di servizio per i locali, ma possono essere una fonte di reddito importante per noi, e che se li riusciamo ad attrarre in modo intelligente, non come oggi che sono lasciati dal mio punto di vista allo sbando, che possono essere per problemi di trasporto o per poche iniziative in centro, ce n'è da lavorare, e secondo me si potrebbe fare una lista della spesa e andare avanti per tutta la notte. Domanda diretta: siete favorevoli al prolungamento del tram fino all'ospedale dell'Angelo? Io ho fatto il progetto per il prolungamento ho fatto il tracciato. Non sono favorevole al prolungamento fino in aeroporto. Sì. Perché? Perché sarebbe un doppione inutile, essendo già l'SFMR che arriva in aeroporto, bisogna usare i metodi alternativi di mobilità. Però fino all'ospedale d'Angelo assolutamente sì, che il tracciato esisteva, come sono favorevole al prolungamento fino a San Basilio, per poter consentire di cambiare i punti di afflusso della città
storiche di Venezia, portando il turismo più verso le zone limitrofe e non accalcandoli tutti per essere Roma verso il centro. Grazie. Dottor Brunello? Noi storicamente siamo sempre stati contrari al sistema del tram, l'abbiamo sempre contestato e criticato. Credo che un'ulteriore linea così comporterebbe soltanto problematiche viabilistiche, quindi io personalmente ho sentito il sindaco che giorni fa era favorevole per la linea, quella per cui adesso dice di essere contrario. Io dico aumentiamo i mezzi a metano piuttosto, ma... Faccio prendere solo la linea per l'ospedale, non presenterebbe i problemi che ha presentato il tram passando nel centro di Mestre, perché sarebbe tutta in una viabilità dedicata e compatibile, quindi Mestre ha vissuto drammaticamente gli anni della realizzazione del tram. Scusami. Prego. Niente, no. È un tema caldo. È un tema caldo, sì. Bene, allora abbiamo poco tempo, quindi due argomenti comunque importanti. La cultura a Mestre. La cultura Mestre è la sorella povera come al solito, in questo caso diciamo che vive di luce riflessa perché ha diciamo i due concerti all'anno che la Fenice ci porta a Mestre, e abbiamo comunque una bellissima stagione teatrale al Toniolo, però non c'è una produzione organica, sia che sia di produzione propria interna o anche che derivi da fuori. Ci vuole assolutamente un programma organico spalmato sui 12 mesi per questa città. Che cosa vorreste fare? Mestre deve cominciare a pensare in grande e non pensare che è in qualche modo la Cenerentola di Venezia. Però Mestre deve vivere di vita autonoma, delle sue attività culturali, delle sue attività economiche, delle sue attività sociali e culturali ovviamente. Quindi io sono un separatista convinto, quindi non ho perso e a Mestre si è perso. Io sono convinto che però i mestrini sentono un legame verso Venezia, ma è un legame un po' affettivo, ma anche da matrigna. un amore e odio. Un amore e odio. Sì. Mestre deve pensare se deve trovare un suo ruolo nell'ambito della città metropolitana, deve diventare la sede del governo metropolitano e avere un progetto metropolitano di riconversione di un'area vasta che oggi può ricomprendere soltanto la provincia di Venezia, ma deve guardare ovviamente verso Padova e verso Treviso. È Mestre che può farlo, non può farlo Venezia. Okay. E la cultura è un motivo aggregante, non basta l'M9 con i centri, con i centri multimediali, bisogna che veramente abbia un'attività di produzione propria, e quindi incentivando questa capacità di esperienze di produzione culturale che ci sono, e mettendo in circuito opere di grandissimo livello che possono essere di grande attrazione, di grande qualità. Il chilometro della cultura è un'opportunità per la Mestre che vorremmo per il futuro, estremamente importante, non possiamo neanche perdere questa occasione, sono troppe e tante le occasioni che non possiamo perdere. Certo. Prego. Allora, se andiamo a vedere le stagioni teatrali, per esempio, che fa il Toniolo, vanno quasi sempre sold out, fondamentalmente. Questo vuol dire che la gente apprezza, ama, e più, se ce ne fosse di più, di sicuro andrebbe sold out anche un ulteriore. Un esempio, l'anno scorso è stata la prima edizione, che quest'anno verrà replicata a ottobre, del Festival delle Idee, connessa all'M9, che hanno portato artisti secondo me di altissimo livello, dove persone sono arrivate perfino da Bologna, Milano. Questo fa intendere che nel momento in cui tu crei il contenitore, e che i contenitori qua ne abbiamo quanti ne vogliamo, basta veramente probabilmente poco, un po' di inventiva, e per poter portare delle esperienze produttive, insomma, che portano sicuramente un giro importante. La gente ne ha voglia, e se, più se ne dà, più se ne viene assaporato, insomma, è più piace, e le persone, insomma, si avvicinano sempre di più, insomma. Quindi insomma siete d'accordo tutti e due che ci vuole qualcosa, anzi molto di più, ma che comunque dietro ci deve essere
la protezione, lo stimolo dell'amministrazione. Una cabina di regia. Esatto, una cabina di regia. Bene, ce ne sarebbero molte altre, ma siccome siete in due abbiamo dovuto dimezzare il tempo. Beh, però un'ora ci siamo arrivate. E come ho chiesto anche ai candidati sindaco, io vorrei che, guardando la telecamera, ognuno di voi facesse il suo appello al voto per sé, la propria lista, per sé il proprio partito. Quindi prego. Beh, io invito a votare ovviamente per Venezia Tua, per Baretta Sindaco. Riteniamo che ci sia bisogno di una svolta, di un cambiamento. L'amministrazione non può essere autoreferenziale, ma deve tornare ad avere un rapporto corretto con i cittadini, ascoltando le sue istanze e affrontando insieme i problemi, anche proporre delle soluzioni. Venezia Tua è una lista civica che è supportata da alcuni partiti, però vuole guardare soltanto l'interesse della città, soprattutto per Venezia, per ridargli una prospettiva di ripresa, perché il Covid ha dimostrato che il turismo non la salva, anzi la distrugge e la distrutta. Per Mestre invece, per dargli quella capacità di proiettarsi nella realtà del futuro, che è ormai vicina, e Mestre può recuperare con dignità e con autorevolezza, ha molte opportunità da sviluppare un ruolo importante nell'ambito veneto, ma anche nell'ambito dell'Italia settentrionale, ma anche direi nel contesto europeo. Grazie. Dottor Brunello? In questi mesi ho avuto il ruolo di coordinatore per il Comune di Venezia per la Lega, che ho dovuto coordinare e formalizzare la lista che oggi è in lista per correre alle amministrative della prossima settimana. Penso che abbiamo creato una squadra, messo insieme persone, uomini e donne, tutti con un'estrazione diversa e con delle capacità e delle esperienze professionali completamente diversificate, veramente che riescono a rispondere in modo integrato a 360 gradi a tutte le esigenze dei cittadini, che vanno sia dai problemi della terraferma sino ovviamente alle isole. La Lega da sempre porta avanti tre temi fondamentali, che sono la storia, la cultura e la sicurezza, e pertanto questi saranno i nostri fondamentali, i cardini del nostro partito, e che porteremo avanti con convinzione. Grazie. Io ringrazio veramente di cuore tutti e due i nostri ospiti, l'avvocato Ugo Bergamo e il dottor Riccardo Brunello, per essere stati con noi. Come si può vedere, come abbiamo visto, anche essendo di opinioni tante volte anche diverse, si può dialogare con tranquillità, e soprattutto questo noi l'abbiamo fatto per dare un servizio ai cittadini, ai nostri soci e ai followers. E quindi grazie per essere stati come siete stati. Io ringrazio naturalmente ancora Alessandro e Massimo Trevisan che ci ospitano e che domani rivedremo, e ringrazio naturalmente tutti i nostri collaboratori, a cominciare da Andrea Sperandio, presidente di Mestre Mia. Ricordo che domani sera alla stessa ora, quindi alle 20:45, proseguiremo gli incontri, quindi il secondo incontro con i candidati consiglieri comunali, e avremo con noi Tullio Luzzi Mossa per la lista Sitran Sindaco, e Claudio Giubilo per il Movimento 5 Stelle. Quindi 20:45 domani, vi aspetto, grazie e buonanotte. Bene, grazie.